Ed ecco arrivata la beauty box di maggio di Look Fantastic. Questa volta è di questo colore sul verde chiaro e poi c'è qui il bordino con il verde scuro che è anche qui sul simbolo della B di beauty box. Allora apriamo la beauty box sempre sui toni del verde. Qui c'è il libricino con i prodotti che ci sono all'interno e di cui io ho già fatto un po' di traduzione per capirmi cosa c'era in questa box. Sempre la cartina sui toni del verde. Adesso spero di non far cadere il libro. Comunque questa qui è la box di questo mese. Vediamo i 6 prodotti che ci sono al suo interno. Apriamo il nostro libricino che è composto così praticamente. All'inizio ci sono i prodotti che ci sono all'interno di questa beauty box, poi ci sono altri articoli tutti scritti in inglese di prodotti beauty. Qui ci sono un po' di indicazioni e c'è anche una ricettina, non so, c'è anche cibo, ma questa non dovrebbe essere una ricetta, o sì? Ho i miei dubbi, questa qui, perché come vedete è tutto scritto in inglese. E poi cosa c'è? Prodotti make-up, skin care, anche qui prodotti skin care, anche qui prodotti, è finito il libricino. Allora iniziamo con io vado in ordine di libricino. Allora, il primo prodotto sul libricino che è descritto è questa scatolina. In questa scatolina c'è un panno adatto per struccare il viso. Qui ci sono anche le indicazioni su come utilizzarlo. Si può lavare in lavatrice, va bagnato con l'acqua e poi ci si strucca. In teoria non dovrebbe servire né acqua micellare né struccante da quello che fanno vedere. Io però personalmente vorrei utilizzarlo come un normale dischetto, come ci sono i dischetti in cotone lavabili per struccarsi. Io vorrei utilizzare questo panno nelle stesse indicazioni. Comunque questo panno è lavabile al massimo 30 gradi e apriamo la scatolina ed è fatto così. All'interno c'è anche questo qui, sembra la pubblicità di un altro sito, da quello che ci vedo scritto qui è come voler pubblicizzare questo sito. E questo sarebbe il panno. Vedete rispetto alla mia faccia o alla mia mano quant'è grande questo panno. Ok, passiamo al prossimo prodotto. Il prossimo prodotto è un prodotto labbra. Questo panno non ve l'ho neanche detto, ma penso è di questo marchio qui, Magnitone Londo. Comunque questo sarebbe il marchio del Dottor Lip. Questo marchio qui, c'è un prodotto per labbra. Vi leggo quello che ho tradotto di questo prodotto. Questo è un sottile tocco di colore idratante con questa tinta labbra fatta con solo 4 ingredienti naturali: la lanolina che conferisce idratazione e la patata dolce che le conferisce la tinta. Mettere sulle labbra e allargarlo con le dita. Praticamente si mette, perché è fatto così, c'ha qui, è tagliato così come tipo un rossetto, però vedete c'è il buchino che esce, adesso se riesco, eccolo qui, che esce un po' di prodotto. Allora di mettere questo prodotto sulle labbra e poi di stenderlo, che dovrebbe praticamente è fatto, ed è così. Questo qui sarebbe il prodottino che dovrebbe, è un po' appiccicosetto
mi dà l'effetto, adesso non so se si nota qualcosa, però vedete che anche la pelle si appiccica l'una al mio dito. Comunque questo sarebbe il prodottino labbra. Passiamo a un prodotto occhi, che sarebbe questo qui. Questo marchio, che sarebbe Eyeco, mi sembra che sia rivenduto, che è scritto qui dietro Eyeco, mi sembra che sia rivenduto anche da Sephora, e questo qui sarebbe un classico mascara per sopracciglia. Questo qui, anche se per le mie sopracciglia lo vedo alquanto scuro, mi sembra che sia quasi un nero da quello che riesco a vedere. Comunque è un gel per sopracciglia che all'interno ha anche la cheratina, e questo ingrediente qui, che io ho provato a tradurlo, ma mi risegna questo ingrediente qui, che sarebbe scritto ginkgo biloba, questo nome qui, che io sinceramente non so cosa sia, però anche nella traduzione mi ripete questo nome, per cui non saprei dirvi in altre parole cos'è. Passiamo agli ultimi 3 prodotti. Allora, di questo marchio Avant, una crema per il viso. Una cosa mi piace, non sempre, perché come vi ho fatto vedere prima, il prodotto per le labbra è aperto e si può subito utilizzarlo, però vedete come questo prodotto che è sigillato, per cui anche se non utilizzo subito ha una doppia, è sigillato sia dal tappo che dalla plastichina, per cui ha una doppia tenuta se non lo apro subito. Allora, questo prodottino qui sarebbe una crema viso per una carnagione luminosa e levigante. Questa crema è anche levigante e anti-age, con burro di karité di acido ialuronico e oli di mandorle dolce per assodare la carnagione, e va messo dalla parte interna verso la parte esterna del viso. Ho fatto una pausa perché la macchinetta mi segnava batteria, perché quando ho iniziato a registrare mi segnava 30 minuti, ho detto beh, in 30 minuti ce la faccio a registrare, invece mi ha lampeggiato che inizia, che è troppo scarica, per cui ho dovuto alzarmi e inserire la spina. Beh, comunque continuiamo con i nostri prodottini, che ne mancano 2. Poi c'è questo prodottino, anche questo sigillato come la crema viso, che è di questo marchio Corres, questo marchio qui. Allora, questa qui sarebbe una maschera viso, è adatta a tutti i tipi di pelle, ma soprattutto indicata per le pelli sensibili. Maschera viso, mi sembra di avervelo detto, ho avuto un lapsus. Allora, questa maschera viso lenisce e nutre. Va applicata su pelle pulita, tenuta su di 10 ai 15 minuti e poi tolta con l'acqua calda. Ed ecco qui questo come va utilizzata e l'effetto che dovrebbe fare questa maschera viso. Per finire, l'ultimo prodottino è questa mist. Volevo aprirla. Allora, il suo classico a fatta spray così, è di questo marchio Lancemi, questo sarebbe il marchio. Allora, questa qui è una mist che illumina e ringiovanisce la pelle secca e rinfresca anche il viso. Qui c'è scritto di spruzzarla sul viso sia per rinfrescarlo che per ringiovanire la pelle secca, anche sopra il make up, proprio come si fa con gli spray, i classici spray che si usano dopo il trucco. Anche questa andrebbe utilizzata in quel modo. Ok, io adesso per questo video vi ho fatto vedere i prodotti che ho trovato in questa beauty box. Io ho già finito e vi aspetto nel prossimo video. Ciao!